Mister Allegretti, al termine della quarta vittoria consecutiva del Chievo, l'11° risultato positivo nelle ultime 12 e una squadra che oggi ha lottato, ha sofferto, un campo pesante, un avversario comunque tosto, ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Sì, avversario molto tosto, che sicuramente nel primo tempo ci ha messo in grande difficoltà, però la squadra sa soffrire, quindi non perde mai la testa, non si disunisce perché i risultati ci stanno dando ragione, ma è perché il lavoro nel quotidiano dà ragione a loro e con grande spirito. L'unica nota, tra virgolette, negativa è quella che mercoledì mi toccherà cucinare la picagna per tutta la squadra come d'accordi, ma fosse sempre così, mi metterei sempre il fornello. Lo fai volentieri per i tuoi giocatori che anche oggi hanno dato tutto in campo. Un primo tempo sullo 0-0, ma ci sono state parecchie occasioni da ambo le parti. E poi nel secondo sì, si è risolto su un episodio, su questo calcio di rigore, ma poi bisogna andarselo a cercare questo episodio. Sì, sì, poi non è un alibi perché è la verità. Noi non abbiamo cambiato nessun giocatore rispetto ad altre realtà dove magari cambiando 3-4 interpreti si ha la possibilità di fare dei cambi. Noi siamo abbastanza contati, abbiamo la possibilità di avere tanti giovani forti, è vero, però questa era una partita delicata e hanno dato tutto quello che avevano, hanno continuato a spingere fino alla fine, perciò siamo stati bravi. Giovani forti e vecchi, o meglio veterani, che però non vogliono lasciare il campo per i compagni. Tobanelli, Brighenti sono dei trascinatori, hanno dato tutto anche oggi fino al 90° e oltre. Sono uomini importanti all'interno del gruppo, non a caso sono capitano e vicecapitano in assenza di Dallara, se non un altro giocatore che per noi è molto importante, ma anche tutti gli altri, quindi chiaramente loro per età alla terza partita in una settimana, non più giovani, sulla carta avrebbero dovuto soffrire un po' di più, in realtà si allenano e sono talmente tanto dei leader che riescono a tirar fuori quel qualcosa in più che poi aiuta tutti quanti, me compreso, a fare bene. Ora una settimana piena di recupero, di allenamento, il Chievo che adesso è ottavo ma a 36 come la sesta, ovvero il Sant'Angelo che è proprio la prossima avversaria del Chievo, sempre in casa, a 3 punti poi dai possibili playoff. Sì, abbiamo la settimana non per intero visto che giochiamo sabato, ma sicuramente per recuperare le fatiche. Giocheremo di nuovo in casa contro un altro avversario forte, però stiamo bene, siamo contenti, io credo che ci meritiamo anche quello che stiamo raccogliendo, perciò adesso l'importante è recuperare le forze, poi dopo ci concentreremo su quello che è il Sant'Angelo, non trascurando, e lo ripeto, la cena di mercoledì, che per noi le cene infrasettimanali rappresentano una cosa molto importante. Allora buona picagna a tutti. Grazie.